Arriveranno in 300 da 12 diverse nazioni per il Tour de France 2021. Dopo Germania, Austria e Italia, un anno fa si sarebbe dovuto svolgere in Colombia, ma la pandemia fece annullare l'evento che invece torna in Italia per partire dalla birreria di Pedavena e arrivare a Feltre. Il Tour de France è come dice il nome stesso, è un giro a tappe tra amici, tra gruppi di amici, che si sviluppa quest'anno come nelle altre edizioni in 4 tappe. Lo scopo è di portare degli appassionati del mondo della bicicletta in giro per un'esperienza diversa dal solito, quindi non in un ambito di competizione, non con lo stress di una classifica, ma semplicemente divertirsi. Per questa manifestazione non verrà chiusa al traffico nessuna strada mai e non ci sono classifiche. La prima tappa, mercoledì prossimo, porterà i partecipanti fino a San Martino di Castrozza. La seconda li farà tornare dal Trentino in Veneto arrivando a San Vito di Cadore. La terza li farà scendere fino a Vittore Veneto per poi ripartirne il sabato con un arrivo a Feltre in Largo Castaldi. Il tutto con per gli organizzatori la soddisfazione di esserci riusciti nonostante i vincoli e le restrizioni causati dalle norme anti-Covid. È difficile perché sia a livello europeo che a livello internazionale le politiche di gestione di questo evento pandemico sono molto differenti e i controlli che sono richiesti chiaramente devono essere ponderati sulle richieste che ciascun Stato fa. Abbiamo 12 nazioni diverse, ci siamo dovuti occupare di 12 regolamentazioni quasi diverse, ad eccezione chiaramente dell'Europa dove il Green Pass è richiesto ovunque, ma è molto complesso.